Esistono grandi barriere architettoniche ed esistono piccole barriere architettoniche che una persona con disabilità può trovarsi ad affrontare ogni giorno. Ne parliamo oggi con Valentina, mamma di Beatrice, che conosciamo molto bene e che ci racconta una cosa che le è successa. Sì, ieri con Beatrice siamo state in farmacia per fare degli acquisti, poi abbiamo deciso di attraversare semplicemente la strada per recarci in un altro negozio al di là della strada ed è stata un'impresa. Abbiamo rischiato molto perché appunto l'attraversamento pedonale e il marciapiede è impraticabile, quindi è stata una cosa piccola ma molto rischiosa. Abbiamo dovuto confidare nella grazia delle automobili che si fermavano per farci passare, per farci attraversare e camminare lungo il ciglio della strada. Andiamo a vedere questi marciapiedi allora. Questo è un chiaro esempio di un marciapiede sul quale una carrozzina come quella di Beatrice non può certo passare. Una carrozzina, ma non solo, una mamma con un passeggino, una persona con un deambulatore, un anziano con il bastone, ma anche un semplice pedone deve stare un po' attento a dove mette i piedi. E non è che dall'altra parte la situazione sia molto migliore. Andiamo a vedere anche là. Ecco, siamo dall'altra parte della strada, siamo sempre via Cabaroncello, ma la situazione non cambia di molto. Perché? Non cambia nulla in realtà perché comunque il fondo è molto sconnesso ed è impraticabile, è molto stretto e nonostante ci sia un abbozzo di scivolo per poter scendere e poi risalire, come potete vedere appunto è un po' tappezzato tra virgolette, quindi ha una pendenza anche un po' pericolosa per chi si accinge a scendere con una carrozzina. Ed eccoci su un fazzoletto di asfalto sul quale davvero fa fatica a passare anche una persona a piedi. Detto questo, da Valentina un appello all'amministrazione. Sì, che vengano presi in considerazione insomma, questi spazi, soprattutto data la pericolosità della strada. È ovvio che non è una strada su cui si viene a passeggiare, però è un quartiere molto popoloso, molto abitato. E anche questa domanda, assieme a tutte le altre che riguardano le piccole e grandi barriere architettoniche di Bassano del Grappa, viene girata dritta dritta all'amministrazione di Elena Pavan.